tempo. Ma io non me l'aspettavo, era quello che cercavo di farti capire dall'inizio. E quello iniziale era soltanto un travestimento. Era un modo per simboleggiare quanto vecchia e noiosa può essere la magia se Tac non si ringiovanisce. Ecco che poi il mago si trasforma, diventa giovane e la magia viene presentata in maniera moderna, frizzante, esilarante. Per esempio, avevi mai visto un mago cantare? No, o suonare la tromba. Hai visto come tromba? E il numero della donna tagliata a metà. Vedi, lo voglio le povere, e allora? Sei creduto? Sapevo chi fa. Basta! Dai, devi credere in questo artista. Ma non è che non ci credo! Il fatto è che tu lo sai, io non mi occupo di intrattenimento, di varietà. Non è questo il mio campo, scusa. Io lavoro con la prosa, il teatro. Sì, il teatro per me è fatto di messaggi, di simboli. L'intento sociale, per dirti. Uno spettacolo che produco io certo, non so che culturale, perché cosa potrebbe avere mai di culturale uno spettacolo di magia, ma andiamo. Per esempio, in uno spettacolo di magia si è mai visto, non so, una citazione di Shakespeare, Pirandello, Dante Alighieri, I piedi Dante Alighieri. e viene con l'anima, lei dai piedi alla sciva, che sia a casa d'olio. Vedi, avevo pensato ai piedi Dante Alighieri. Dante Alighieri. Non è possibile. Ce lo mettiamo per farlo. Dante Alighieri non scrive con i magia. Ma non è possibile, te lo dico. Vabbè, appunto, con Dante Alighieri, ti ci metto lì, un bel Dante Alighieri, grosso e tacca e fatta, Per di più c'ho anche un costume già pronto in sartoria. Vabbè, non vuoi capire, tu non vuoi capire, ma che non c'entra, non basta che ricostruire Dante Alighieri per fare cultura sciuzza. E poi per piacere, ma che ci farebbe il tuo mago con Dante Alighieri? E che magia potrebbe fare mai Dante Alighieri con chi lo maga? E tu piacere, per spiegare. Effettivamente, non dici Ma è possibile. ho trovato. Ho trovato. Il mago si troverà dinanzi a fatto compiuto. Ah sì, immagina, mentre va avanti lo spettacolo, irrompe Dante Alighieri tra l'imbarazzo del pubblico e l'imbarazzo del mago stesso. Cioè tu vuoi dire, ho capito bene, facendo lo spettacolo, guarda, te ne irrompe Dante durante lo spettacolo e si chiama Milano che hai queste di scena, secondo me. E là, Napoli, arriveranno reazioni spontanee, adrenalina che farà capito? Sarà una specie di reality show. Un reality show a teatro, non si è mai visto. Non si è mai visto. Ma non si è mai visto, perché non si è visto? Perché non si è mai visto. Non si è mai visto. Ma effettivamente non si è mai visto. Cioè in effetti è uno spettacolo in cui il protagonista è all'oscuro di questo evento che può accadere, una specie di scherzi a parte ma fatta al teatro. Allora? Bravo Persiletto, guarda la novità c'è tutta. Benissimo, allora siamo pronti, dai, devi produrre questo spettacolo. Te lo chiedo in nome della nostra vecchia e cara amicizia. Ma pensi che la vita sa, per piacere. Ho bisogno di lavorare. No, questo pensi che basta? Ti fate con questa lagna. Presidente. Sono finto di piangere. Facciamo finta che voglio produrre questo spettacolo. Benissimo. E dico, ma tu eventualmente hai già pensato al titolo? Napoli, dimentichi che stai parlando con Persichetta. E che la paura mia. Stiamo parlando di un grande mago, un grande spettacolo di magia. Lo spettacolo si chiamerà La Grande Magia. Signori, Edoardo De Filippo. Dov'è? Buonasera, visto, prego. Ignorate, Edoardo De Filippo è l'autore di una commedia che si chiama La Grande Magia, come Persichetta, La Grande Magia. I napoletani tutti. Vabbè, titolo di riserva. Tutto sparirà. Tutto sparirà. Ragazzi. Sottotitoli i soldi degli italiani dopo letto. Tu pensi che va a italiani? Ma tu secondo me sei pazzo, guarda. Nel mondo dello spettacolo siamo tutti un po' pazzi. Pure il tuo padre. Specialmente lui, poi quando lo conoscerai ti accorgerai. Vuol dire allora che per conoscerlo dovrei andare al manicomio a trovare. Anzi, visto che è un mago, potrei andare al manicomio. È un mago. Sì, è una cosa. Stiamo a fare le battute che non riescono nemmeno. Magico.
Stupidaggine, grande stupidaggine. Trovato, grande idea, questo è un vulcano che scuola, tutti pazzi al magico